4 tappe che tingeranno di rosa il Veneto, toccando 5 delle 7 province. La 98esima edizione del Giro d'Italia nel maggio prossimo attraverserà la nostra regione per ben 4 volte. Prosegue così il rapporto ultracentenario tra il Veneto e la corsa ciclistica più importante. Il Veneto rappresenta un po' il ciclismo italiano, sono poche le regioni che danno come il Veneto attori a questo sport, per cui credo che il rapporto tra Giro e Regione Veneto non possa essere diverso, credo che ognuno dei due arricchisca l'altro. La caravana rosa arriverà in Veneto il 21 maggio nella 12ª tappa con partenza da Imola e arriva sul Monte Berico attraversando le province di Rovigo, Padova e Vicenza. Il giorno dopo tappa tutta veneta di 153 km con partenza da Montecchio Maggiore toccando il Padovano e con arrivo a Jesolo. La 14ª tappa si sposterà invece nella Marca Trevigiana, una cronometro inusuale, più lunga del consueto, ben 59 km da Treviso a Valdobbiadene, dedicata a 2 nomi importanti del ciclismo trevigiano e non solo, Andrea e Nani Pinarello, una tappa che attraverserà i luoghi storici della Grande Guerra e percorrerà le colline del Prosecco. Già da qualche anno abbiamo cominciato a valorizzare alcuni territori in funzione di alcuni prodotti. L'abbiamo fatto nel 2014 in Piemonte con la cronometro che da Barbaresco portava a Barolo e quest'anno il governatore della Regione Veneto ha detto ma lo stesso progetto ce l'abbiamo noi, perché non farlo anche noi? Infine la 15ª tappa con partenza da Marostica e arrivo a Madonna di Campiglio. Dalle colline del Prosecco ai luoghi sacri di Monteberico, dalle spiagge di Jesolo alle bellezze di Marostica, in mostra insomma le particolarità della regione. 4 tappe che toccano anche quelle che sono le caratteristiche principali dell'offerta ciclistica e anche turistica del Veneto, dalla montagna, le colline, la pianura, quindi tutte quelle che sono le specialità del ciclismo italiano lì si possono dimostrare. Per il Veneto ospitare il Giro d'Italia ha una duplice valenza, ad iniziare dalla vetrina mondiale di elevato prestigio che rappresenta e che vedrà gli occhi di 171 paesi puntati addosso. Visto che è una manifestazione che è vista in tutto il mondo, quindi portiamo il Veneto all'attenzione di questo grande evento e poi dal punto di vista del cicloturismo, visto che il Veneto si propone con un prodotto molto specializzato,